Ha espresso solidarietà per l'autista di ACTV pestato annuale il segretario generale aggiunto della FIT CISL Veneto Marino De Terlizzi. Si è trattato di un nuovo episodio deprecabile di aggressione priva di giustificazioni, afferma, rimarcando che il problema non è solo in ACTV ma sta assumendo dimensioni preoccupanti che possono mettere a rischio i lavoratori nell'adempimento del proprio lavoro ma anche l'utenza. De Terlizzi chiede che ACTV e gli enti locali competenti favoriscano comportamenti che possano prevenire e reprimere tali episodi. Porta ad esempio un maggiore impiego di vigilantes nei momenti più critici della giornata, ma anche nei pressi dei depositi più periferici. Serve affrontare il problema con azioni concrete per tutelare i lavoratori, anche con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori al fine di attivare incontri con la direzione di ACTV. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.